La Regione Friuli Venezia Giulia ha acquisito dall'Agenzia del Demanio l'ex aiutificio di Trieste, il compendio immobiliare che si trova tra la via Svevo e via dei Lavoratori, destinato a ospitare la futura centrale operativa del 118. Il contratto di acquisto è stato sottoscritto il 18 maggio dalla Direzione Patrimonio Regionale per un valore di 500.000 euro, finanziati interamente con risorse della Regione. L'area individuata comprende l'ex aiutificio in stato di degrado esteso su oltre 3.600 metri quadrati che sarà demolito e successivamente ricostruito. L'intervento punta a realizzare una nuova struttura dedicata all'emergenza sanitaria, progettata secondo standard operativi aggiornati e funzionali alle esigenze del servizio. C'era questo immobile che era di proprietà del Demanio, che era lì da molti anni inutilizzato, un edificio anche importante che ha una sua storia e quindi averlo acquistato significa promuovere una riqualificazione importante. Ma poi abbiamo dato risposta a quello che era l'esigenza di un immobile sede del 118. Come diceva lei, la sede del Porto Vecchio era stata esclusa perché purtroppo veniva in una situazione di urbanizzazione un po' particolare. Lì diciamo, il posto è adatto e quindi andiamo nella direzione di fornire a Trieste una sede qualificata, molto importante, innovativa, che sarà a disposizione della città e che quindi andrà incontro a quella che era l'esigenza di avere una struttura veramente al servizio dei cittadini. La riconversione dell'area e la realizzazione della nuova sede saranno seguite dalla Direzione Salute della Regione. L'obiettivo è dotare Trieste di una centrale operativa più moderna ed efficiente, in grado di migliorare l'organizzazione del sistema di emergenza e urgenza e garantire tempi di risposta più rapidi sul territorio.